Ben ritrovati con Lavori in Corso, siamo insieme anche questa settimana e in questa puntata affronteremo il tema che riguarda il lavoro in rosa, sfide e problemi. Abbiamo intitolato così questa puntata perché vogliamo parlare proprio del lavoro al femminile, il lavoro che riguarda le imprenditrici del nostro territorio ma anche le dipendenti che comunque danno il contributo quotidianamente insomma, alle imprese o al pubblico per cui operano. E siamo insieme a Simonetta Zalambani, imprenditrice ma anche assessore a Lugo, nel comune di Lugo. E poi con noi c'è anche Mirella Collina della CGIL di Imola, si occupa di diversi aspetti legati proprio sul lavoro per il sindacato, fra questi anche le pari opportunità, quindi magari faremo una bella chiacchierata con entrambe anche rispetto ai temi che come donne diciamo potete in qualche modo vivere quotidianamente. Maurizio, oggi sei in minoranza netta e quindi almeno ti lasciamo come in ogni puntata la prima parola, diciamo così, mi difenderò come posso, sarà la tua, così ci racconti meglio cosa invece poi andiamo a approfondire in questa puntata rispetto al lavoro in rosa. Sì, lo spunto di questa puntata sono state una serie di indagini che Union Camera, scusate, ha inviato un po' a tutte le testate giornalistiche sul 2014, sull'economia nei vari settori e ovviamente lo sapevamo, non è che ci potevamo aspettare chissà quali notizie positive. Gli indicatori sono tutti col segno meno, anche se un filo meno negativi rispetto al 2013. Però siccome noi vogliamo anche cercare qualcosa un po' che ci dia qualche speranza in più, abbiamo puntato su un dato che almeno ci fa pensare che qualcosa di positivo stia succedendo e riguarda l'imprenditoria femminile, che almeno secondo Union Camera dimostra di saper fronteggiare un pochino meglio la crisi. In Emilia-Romagna le imprese attive femminili nel 2014 erano più di 84.000, pari al 20,5% delle imprese regionali. C'è da dire che la quota percentuale femminile in realtà è più bassa rispetto alle altre regioni, però qui ci sono delle spiegazioni, se vogliamo, positive, perché c'è una minore incidenza di quello che è definito l'autoimpiego e quindi significa che il tasso di occupazione femminile in Emilia-Romagna pur scarso è comunque migliore rispetto ad altre regioni. E poi un altro fattore riguarda come è composta l'imprenditoria, cioè quali settori, e qui l'incidenza di certi settori come il piccolo commercio, al dettaglio, eccetera, è minore rispetto ad altre regioni. La novità di questa indagine è che per le imprese in rosa nel 2014 è stato un vero e proprio boom delle società di capitale che sono aumentate del 5,5%, mentre quelle non femminili di capitale sono aumentate quasi di nulla, 0,8%. Al contrario, le ditte individuali hanno accusato una flessione, però quasi nulla, 0,6%, mentre quelle maschili 2%. Chiudo con qualche numero sui settori di attività. Sì. Se parliamo di commercio, il 21,4% delle imprese femminili è attivo nel commercio al dettaglio e il 5,6% all'ingrosso. Poi le altre attività principali sono l'agricoltura, 15,5%, e naturalmente i servizi alla persona col 10,9%. Io ho dato proprio i numeri, magari facciamo un primo giro con le nostre ospiti per capire come commentano intanto questi dati. Sì, anche perché abbiamo visto che insomma noi abbiamo parlato di dati positivi, almeno una lettura, un'analisi che ci è arrivata meno negativi, meno negativa di altri settori proprio riguardanti occupazione imprenditori, ma in questo caso le imprenditrici effettivamente, in questo caso lo chiediamo alla Zalambani, sono concordi nel vedere questa situazione meno negativa rispetto alle altre? Sì, io personalmente il dato della società di capitali lo voglio leggere con questa maggiore capacità delle donne dal punto di vista manageriale, quindi una strutturazione di azienda che è in grado di vincere le sfide di un mercato più internazionale, più innovativo, più
Le donne, diciamo così, nella gestione d'impresa hanno un miglior approccio, mi viene da dire, rispetto all'ascolto dei colleghi di lavoro, dei dipendenti, dei clienti, quindi io lo voglio leggere in positivo. Ormai fare impresa non basta più soltanto avere macchinari, capannoni, cioè bisogna avere una certa capacità manageriale che le donne effettivamente con lo studio e con le esperienze lavorative prima da dipendenti e poi dopo in proprio, insomma, acquisiscono mano a mano, quindi le donne resistono alla crisi e probabilmente fanno anche investimenti più oculati, probabilmente un pelo più rallentati all'inizio, ma che poi ti danno la garanzia di una durata un po' più lunga nei momenti di crisi. Più prudenti, però più resistenti. Ma diciamolo anche perché io, come i nostri telespettatori, sono curiosa da casa. Lei di cosa si occupa? Allora, OCM Clima? Sì, io e la mia sono socio in questa azienda di famiglia che comunque è una metalmeccanica, mondo maschile, mondo tecnico, e quindi mi sono dovuto un po' così guadagnare una posizione di prestigio che se anche sei la figlia del titolare ti devi comunque guadagnare la tua, come devo dire, ti devono stimare e per far questo ti devi far stimare. Quindi io personalmente ho messo in pratica nella mia azienda tutte queste capacità di ascolto, di innovazione continua, di rapporto molto... Mi viene da dire sempre la parola materno nei confronti dell'azienda, che ha, le aziende femminili in genere sono meno vocate al profitto puro e più proprio a questa sorta di accudimento per le persone che ci stanno a fianco, l'innovazione e la creatività. Quanti dipendenti? Siamo 20. 20 dipendenti e sì. qual è il vostro settore di attività? Impianti trattamento aria in ambito Italia, industriale, estero. Italia, adesso però abbiamo brevettato una soluzione che speriamo, insomma, di poter andare anche all'estero. Un brevetto, insomma, complimenti. E chiediamo invece a Mirella Collina, abbiamo sentito questi dati, no? Si parla anche che insomma, ci sono qualche incertezza per quanto riguarda l'autoccupazione, le ditte individuali, quindi magari, come abbiamo detto, c'è forse un po' più occupazione dall'altra parte, perché se non sbaglio, Maurizio, no? Quando qualcuno non riesce nel lavoro, magari si auto in qualche modo cerca di fare da sé, diciamo così, no? Sì. Come va questo aspetto? Volevo un suo commento. Il mio parere, ad esempio, sui dati che sono appena stati dati, è vero che in Emilia-Romagna l'occupazione femminile è sempre stata più alta rispetto alle altre regioni ed è per questo che da noi comunque i servizi sono anche migliori, perché comunque il fatto che le donne hanno comunque lavorato, sempre contribuito quindi anche alla famiglia, questo ha consentito il fatto che si creassero poi i servizi, che i servizi sono gli asili nido, le scuole materne, ma anche la cura alle persone, quindi le case protette e così via. Quindi diciamo che il lavoro femminile ha contribuito anche a questo. È vero che in questi ultimi anni con la crisi abbiamo avuto una diminuzione forte del lavoro femminile. Io guardavo i dati del 2013, fine 2013, diciamo che le persone in DID, e quindi quelli che fanno la dichiarazione presso il centro per l'impiego, insomma di immediata disponibilità, questo vuol dire, il 56% di queste persone sono proprio donne. Quindi vuol dire che il disagio è aumentato in questi anni, sto parlando del 2013, fine 2013. Sì, infatti diciamo che nel 2014 forse c'è stata non un'inversione di tendenza, ma una lieve inflessione, ma dato proprio anche dalla scolarizzazione, le donne stanno cercando di reinventarsi. Per quanto riguarda il mio campo, quindi il mio settore, c'è anche da dire questo, che l'occupazione femminile è prettamente nei settori delle ceramiche, nel settore anche del commercio, ma così come anche per il lavoro di cura hanno visto una diminuzione. Lavoro di cura perché comunque, dato dal fatto dei continui tagli e quindi proposti dai vari governi, vuol dire che comunque non potevano essere fatte assunzioni. La cooperazione sociale, anche questo in questo momento diciamo non effettua assunzioni nel nostro territorio, sto parlando proprio del circondario di Imola.
e diciamo che le ceramiche hanno avuto anche loro un calo notevole. Qui certo, un settore penalizzato più di altri. Penalizzato più di altri, qui è lavoro prettamente femminile. Peraltro, adesso tiro fuori un altro dato che è diverso, perché l'abbiamo letto recentemente, l'Istat di febbraio 2015 dice che è andata male soprattutto per le donne in occupazione. Però adesso questi dati a volte bisogna stare anche forse un po' attenti, lei mi aiutate a capirli, no? Perché poi un mese preso a sé probabilmente non è molto significativo, magari è più importante il trend, credo, no? Certo, ecco, c'è da dire che noi abbiamo un osservatorio e appunto facciamo il confronto fra le persone che sono in età lavorativa e le persone che fanno la DID, quindi la dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego, però c'è da dire che non riusciamo a intercettare tutti quanti, perché comunque ci sono donne che rimangono a casa dal lavoro perché per scelta fino a un certo punto, diciamo così. Sì, fino a un certo punto, perché in questo momento magari anche solo da un calcolo del bilancio familiare, oppure perché come diceva prima, perché rimane... magari i servizi non sono sufficienti e a volte, che ne so, portare un bambino all'asilo non è sempre possibile. Che costosi, vista la crisi. Ecco, quindi insomma diciamo che un calcolo... Lei ha dovuto fare delle scelte No, io ho 2 figli e in questo momento, diciamo così, 2 mestieri, faccio fatica naturalmente. Diciamo che ho fatto coppia molto con mia madre, questo è quello che ci tenevo a dire da questa riflessione, che mi piacerebbe passasse, cioè i figli non sono figli soltanto della mamma, sono figli della famiglia. Purtroppo qui c'è ancora un forte retaggio culturale. Nel momento in cui c'è la scelta, non so, di occupare posti fuori dalla famiglia, dal lavoro da dipendente o ancora peggio, mi viene da dire, ancora più da imprenditrice, in genere la famiglia nella fase in cui i figli piccoli è restia, cioè è il marito che è vocato all'uscita dalla casa. È ancora così. È ancora così, e se rientri tardi ci sono dei problemi, tu che hai figli a casa, al marito in genere queste cose insomma, non vengono riservate, quindi c'è ancora anche un aspetto culturale che va superato. Chiaramente hai bisogno dell'aiuto, cioè se stai fuori casa i servizi sono fondamentali. Anche se la famiglia, perché qualcuno magari, anche soprattutto con la crisi, poi si sposta, può anche non avere la famiglia vicina, allora diventa un bel problema. Certo. C'è anche questo problema hai legato bisogno, proprio all'occupazione. Hai bisogno di avere i servizi a fianco. Oggi fare l'imprenditrice, qual è ancora la cosa ancora più difficile? È che non hai degli orari stabili e orari fissi. E a me è capitato più volte che il figlio doveva darlo a prendere all'asilo, ti chiama un cliente, lo devi... non puoi interrompere, non so. Magari dal di fuori c'è la visione, qualcuno può avere la visione opposta, non so, l'imprenditore si gestisce meglio i propri orari e quindi può andare a prendere il figlio dall'asilo perché tanto poi magari lavora fino alle 10 di sera. È anche questo, è chiaro che dipende quanti impegni hai durante la giornata, però insomma diciamo così, la rigidità dell'orario non ce l'hai, per cui se hai dall'altra parte bisogno di supporto in quel momento potrebbe essere che non sei disponibile. Non è semplice, le cose si fanno, ma è chiaro che i servizi sono fondamentali. Sul discorso appunto della collaborazione casalinga fra uomo e donna, fra genitori, comunque se non sbaglio gli strumenti poi ci sarebbero, perché i congedi parentali comunque possono essere utilizzati anche dagli uomini, quindi proprio forse è la mentalità che deve cambiare, io sono d'accordissimo. Chiedo perché ci sono effettivamente gli strumenti anche per chi lavora, non solo per le donne. Sì, però è la mentalità prettamente maschile. Purtroppo le donne alcune volte si autoeliminano, cioè pensano già loro che è meglio che lavori l'uomo. Quindi questo fa sì che purtroppo non veniamo avvantaggiate. Se ci autoeliminiamo già noi vuol dire che veniamo escluse da tutto. E quindi questo dovrebbe cambiare anche nella nostra mentalità come donne, non solo come uomini, non colpevolizziamo solo gli uomini in questo caso. Quindi... Magari a cominciare anche dall'educazione, fin da ragazzini, a scuola, cioè a dare, come dire, un indirizzo un pochino diverso, no? A quelle che sono le nostre tradizioni
culturale, quello che abbiamo poi nel DNA ancora, no? Infatti. È anche vero che una donna sente molto la maternità, sente molto il ruolo della famiglia, quindi è anche vero che insomma siamo proprio anche forse geneticamente diversi. Sì, sicuramente ci sono soprattutto dei momenti in cui anche i bimbi quando sono molto piccoli hanno più bisogno della madre, ma anche esternamente, come viene vissuta un'imprenditrice donna, nel senso che magari c'è la gestione casalinga interna di quello che è la suddivisione del tempo e dei compiti, ma si parlava prima di una telefonata che non si può interrompere, un cliente che non si può non ricevere, magari c'è anche da parte di chi è fuori, diciamo così, il disinteresse rispetto a quello che possono essere esigenze comunque familiari importanti. Dunque, se ho capito bene la domanda, potrei dire questo, che quando non è sempre consono non è così consono che una donna faccia anche l'imprenditrice. L'interlocutore che ti trovi di fronte in genere si crea una sorta di imbarazzo, fa un po' fatica a capire se tu gli dici no ma io devo andare a prendere il figlio, oppure la riunione facciamola soltanto, non so, dalle 6 alle 7:30 perché prima devo fare delle altre cose, insomma c'è bisogno, la donna sente così anche il bisogno sempre di doversi giustificare, fin tanto che non entrerà. Se l'uomo dice ma io devo giocare a tennis, ci vediamo più tardi, lo capiscono meglio. Non lo so, vedo che insomma non è semplice, però è così, anche noi donne ci dobbiamo autolegittimare, perché effettivamente combattiamo tutti i giorni con i sensi di colpa ed è una roba molto pesante, perché siamo le prime che se ci prendiamo un'ora per l'azienda, per una riunione o altro, ci sentiamo in colpa verso i nostri figli, verso la famiglia, cioè è proprio una cultura che però sta cambiando, io sono convinta che stia cambiando. Quindi state facendo anche una sorta di piccola autocritica, se capisco bene. Ma io in genere sono una persona molto critica di me stessa, quindi sì, abbiamo un po', diciamo così, la sindrome della perfezione, questo è un altro degli elementi, cioè noi tendiamo ad arrivare, vogliamo essere estremamente preparate, non sempre lo riesce a essere, per cui proprio in questo è già un disagio che noi viviamo. L'altra è il senso di colpa verso i figli. Ci sono tutti aspetti che ci sono. Non ne aveva abbastanza, figli, imprenditrice, ci ha messo anche... Esatto. Come mai? È stato il destino. Diciamo una passione? Che è la mia passione di rendermi utile per la società, per le Quali competenze sono le sue deleghe? Non so se è stato detto. Attività economiche e marketing territoriali, quindi sono comunque legate al tema dell'impresa. E poi tra l'altro il mio sindaco Lugo ha fatto una scelta, 3 donne in giunta, 3 donne e 3 uomini, quindi insomma ha dato ampia... adesso è abbastanza gettonata questa scelta. Vedo che la discussione è molto creativa, insomma, e costruttiva. Sulle quote rosa dopo magari ci torniamo, perché è interessante capire non solo a livello politico ma anche come vengono gestite a livello imprenditoriale, perché si parla sempre anche dei paesi scandinavi, dei paesi nordici d'Europa, così, che comunque hanno regole e servizi un po' diversi, magari su questo tema ci parliamo. Però volevo chiedere alle nostre ospiti, abbiamo già abbozzato in questa prima parte di discussione ad alcuni aspetti, diciamo così, più legati all'essere donna, magari che vengono trasferiti nel proprio lavoro, un po' più autocritiche, un po' più lungimiranti. Quali sono altre cose che possono essere, diciamo, in questa lista? Secondo me la creatività, l'ascolto, la delega, secondo me, e la capacità di vedere mettere insieme tanti tasselli tutti in una volta. Le donne multitasking. Mettersi in gioco, sempre così. La famosa storia che l'uomo più di una cosa alla volta non può fare. Ecco, sì, quella. In effetti è proprio così. Lei l'ha verificato anche nel suo lavoro di sindacalista? Sì, anche nel mio lavoro di sindacalista lo vedo, comunque le difficoltà che ci sono adesso per le imprenditrici, diciamo che io lo vivo anche nel lavoro sindacale, se vogliamo entrare, perché anche lì ci sono orari che sono prettamente maschili, sta cambiando un po' la concezione, ad esempio la Camera del Lavoro di Imola, le segretarie sono quasi tutte donne, però diciamo che gli orari, le riunioni, gli orari degli incontri sono sempre fatti senza tenere conto di quello che è l'aspetto femminile o della famiglia.
magari di sera, insomma. E quindi diciamo che non è facile per una donna che sceglie di fare la carriera sindacale, se si può chiamare carriera, ecco, non è facile, perché conciliare anche lì la famiglia con l'attività lavorativa in quel caso è difficile. E quindi anche io la vedo più come una missione, insomma, mi piace molto il lavoro sindacale, però sì, alla fine comunque escludi una parte o della tua famiglia, insomma, dei tuoi hobby, tutto quello che è il tuo essere. Qualche sacrificio, insomma, l'abbiamo già capito. Sì. Approfondiremo meglio alcuni aspetti fra pochi minuti dopo la pubblicità. Ben ritrovati in studio con Lavoro in Corso. Stiamo parlando di lavoro in rosa, sfide e problemi. Abbiamo un po' raccontato quali sono anche le esperienze delle nostre ospiti che tutti i giorni lavorano, come imprenditrice Simonetta Zalambani e assessore Lughese, e con Mirella Collina della CGIL di Imola, che ha diverse deleghe, abbiamo capito si occupa anche di pari opportunità, quindi abbiamo fatto, no, Maurizio, un ragionamento, un racconto di vita un po' rispetto anche a questi temi importanti. Abbiamo messo un po' in luce le differenze rispetto al mondo maschile, magari è quello che caratterizza un po' di più il lavoro appunto in rosa, e in questa seconda parte della trasmissione racconteremo meglio altri argomenti che riguardano proprio la professione, le professioni femminili. Io vorrei continuare con la Collina, perché si è parlato un po' di quello che è il mondo imprenditoriale, anche abbiamo fatto un accenno a quello che sono invece le difficoltà di chi è adesso dipendente. Tante donne lavorano nel mondo della scuola, ci provano almeno, perché da un po' di anni è un po' complicato anche solo capire come accedere a queste professioni. Si è parlato appunto del blocco anche delle assunzioni, che riguarda proprio questo periodo, e quindi problemi anche in questo senso, magari la regolarizzazione dei precari, però con questo contro importante. E qual è anche la situazione di queste donne che vorrebbero essere a scuola, quindi a scuola ad insegnare? Sì, la donna nel mondo della scuola ha molte difficoltà, anche perché le assunzioni vengono fatte da graduatorie a livello nazionale, cioè, quindi bisogna pensare che una donna che viene impiegata nella scuola potrebbe arrivare ad esempio dalla Sicilia, quindi spostarsi immediatamente dalla Sicilia, non so, all'Emilia Romagna, per dire. Quindi vuol dire senza un contributo familiare per quanto riguarda gli aspetti poi dei figli, dell'accudimento dei figli e così via. Quindi molto spesso ci sono donne che arrivano da tante parti dell'Italia, anche solo per fare una sostituzione. Quindi pensiamo anche a questo, persone che si mettono in gioco anche solo per poter sostituire un docente, un collaboratore scolastico per 2 giorni, 3 giorni. Quindi ha una difficoltà sicuramente enorme. Come sono in difficoltà, appunto, come dicevo, anche quando sono assunte in maniera stabile, perché comunque per poter rientrare nel loro luogo di provenienza devono fare delle richieste per rientrare nella regione d'appartenenza, ma possono passare anni, anni. Sarebbe risolvibile questa cosa in qualche modo? Come si potrebbe cambiare? Sarebbe risolvibile se cambiassero le leggi nazionali, le regole nazionali, con concorsi appositi, non dico a livello regionale, però comunque collocare le persone nella loro regione. Adesso veramente c'è un disguido mastodontico rispetto a questo, quindi persone proprio che si spostano in continuazione da un posto all'altro. Adesso questo governo sta pensando alla stabilizzazione dei precari, erano 150.000, insomma abbiamo visto che si stanno riducendo, speriamo di poter condividere con loro, quindi con dei tavoli appositi, le nuove regole, è quello che ci auguriamo come sindacato, perché se le regole rimangono queste, la soluzione così non può andare avanti.
voi sindacati a livello nazionale lamentate soprattutto in questo periodo proprio l'assenza, l'impossibilità di condividere, di discutere, no? Sì. Siete tenuti un pochino Siamo a margine, tenuti fuori al margine, anche perché quando si parla di decreti legislativi oppure di decreti legge è chiaro che le organizzazioni sindacali non possono incidere sotto questi aspetti. Si è persa questa possibilità di poter discutere di quelli che sono gli aspetti, appunto, gli aspetti contrattuali, ma anche gli aspetti delle regole, perché le assunzioni di personale, appunto, se non vengono cambiate le regole, ma quindi condivise con le parti sociali, condivise con noi, è molto difficile trovare una soluzione. Ma questo per i lavoratori, ma anche per il buon funzionamento della scuola. Sai che mi viene una domanda, poi non so se lei mi vuole rispondere, però se i sindacalisti si mettono a fare i politici, come è successo nel caso della FIOM con il segretario che ha fatto questa associazione, poi magari fanno anche un pochino in modo di essere messi un pochino fuori gioco oppure no? Qual è la sua opinione personale su questo? Ma io non credo che i sindacalisti debbano fare politica, Appunto. Credo che i sindacalisti debbano fare i sindacalisti, credo che però i politici debbano tenere in considerazione le parti sociali e quello che le parti sociali rappresentano, Certo, quindi un luogo, milioni di lavoratori è un momento, un posto dove discutere e di cittadini, quindi certo. dobbiamo trovare la collocazione dove discutere delle materie che sono inerenti un po' tutto, perché per quanto riguarda un sindacato confederale noi discutiamo di tutto, cioè delle tariffe, discutiamo di agevolazioni che possono essere date ai cittadini, lo facciamo magari a livello locale, a livello nazionale poi questo non accade. A livello locale c'è una buona, cioè siete coinvolti a livello locale, ai tavoli locali ci siete sempre? Insomma. Ai tavoli locali siamo coinvolti, infatti diciamo che il nostro lavoro è anche appunto quello di incidere sulla riduzione delle tariffe, ad esempio per quanto riguarda le case di riposo, le strutture protette o per quanto riguarda gli asili nido, oppure le agevolazioni che possiamo dare alle famiglie, ma questo in sede di bilancio, in sede di discussione di bilancio con i comuni, quindi in tutti i comuni almeno facciamo questa discussione. Poi i comuni sono in difficoltà anche loro, quindi non è che su questo siamo d'accordo, mi sembra, perché ultimamente anche i sindaci sono molto arrabbiati. Li coinvolgete, lei da che parte sta Sì, quando vi mettete al tavolo, dove si mette? No, li coinvolgiamo, anch'io sono d'accordo che insomma occorre parlarsi e costruire un'Italia migliore di quella che sicuramente ci ritroviamo tra le mani. È chiaro che i comuni subiscono dei tagli tutti i giorni, quindi si è fatta stretta la coperta, bisogna cercare di trovare delle soluzioni migliorative e condivise. Però ogni volta si sente dire sì, tagliamo, ma non tagliamo i servizi fondamentali, certo. le cose Certo. che non si possono Bisogna tagliare. stare molto attenti, Certo. certo. Che le persone hanno bisogno. Ci sono cose che non si possono toccare. Esatto, no? cose che non si possono Altrimenti toccare. sarebbe un retrocedere a chissà quanti anni fa. Insomma, Esatto. Ecco, Sì, quando andiamo sul sociale bisogna veramente Certo. fare attenzione. Sì, anche perché abbiamo parlato di tante cose, anche di servizi proprio dedicati a chi alle donne che lavorano e non solo, ma quello su cui volevo tornare era il tema delle quote rosa, perché abbiamo parlato di rappresentatività, no? di quello che è appunto anche un dialogo che deve essere sempre presente per quanto riguarda scelte politiche, ma non solo, il fatto di avere ruoli politici per le donne o comunque anche avere donne come ai vertici di imprese, insomma anche questo poi aiuta, credo, diciamo nel dialogo, in questo tipo di dialogo, nel scegliere un indirizzo culturale rispetto ai temi a cui abbiamo accennato, ma le quote rosa sono sempre necessarie, sono ancora necessarie? Sono state sicuramente necessarie, perché altrimenti le donne difficilmente entravano nella politica o nei CDA delle imprese. È molto difficile per tutta una serie di motivi che abbiamo detto e che non stiamo certo qui a ripetere. Sono state molto necessarie, secondo me non siamo ancora arrivati in fondo, quindi è chiaro che non dobbiamo essere, cioè non vanno percepite come ci vuole una donna per forza, ci vuole una donna competente, questo è fuori di dubbio.
ma ancora, diciamo così, ci sono mondi che sono più maschili che femminili, per tutte le ragioni che abbiamo detto, quindi sia da parte della donna che da parte dell'uomo. Quindi l'unico modo sono le quote rosa? È stato un modo. Sarebbe meglio che si arrivasse a non doverle più utilizzare perché le donne diventa arrivano... naturale, sì. Esatto. Chissà quando succederà. Speriamo presto, però per sono ancora necessarie. Anche lei è d'accordo? Sono d'accordissimo, sono ancora necessarie purtroppo, sì. Anche nel mondo, non solo a livello politico, anche per quanto sarebbe auspicabile anche per l'imprenditoria, insomma per lavori magari... Anche nel sindacato magari. Perché no? Nel sindacato mi sembra che, come diceva poi anche lei prima, la rappresentanza femminile c'è da tempo. Sì, la rappresentanza femminile c'è da tempo. Poi parliamo poi dopo anche qua ci sono i vari livelli ovviamente, però sì, noi siamo abbastanza... mondo dell'impresa. Un po' meno. Un po' meno il mondo dell'impresa. È più chiuso. Più chiuso, più maschile proprio. E invece se cominciamo a guardare un pochino avanti... No, non faccia quella faccia. Allora, ci raccontano che c'è qualche segnale positivo, tra virgolette, piccolo, tutto quello che volete. Però ci dicono anche che, insomma, vediamo, eccetera, e comunque prima che questo segnale, chiama in casa il sindacalista, prima che questo segnale positivo dell'economia si trasferisca poi nell'occupazione, ci vorrà ancora tanto tempo. È così? Sì. Ci vuole tanto tempo secondo me, perché un po' di ripresa probabilmente, ma nell'esportazione, nel manifatturiero, quindi non è proprio diciamo, un ramo femminile. Quindi io la vedo ancora abbastanza lunga. Cioè anche in questo caso le donne arriveranno ancora dopo, quindi dobbiamo essere pessimisti. Purtroppo io non la vedo molto rosea in questo momento, devo dire la verità, proprio perché non c'è una ripresa nei settori femminili. Tra l'altro in Italia l'occupazione femminile non è mai arrivata neanche al 50%, il basso nazionale non so se sia 46-47%, è veramente, almeno superare questa soglia psicologica del 50% sarebbe auspicabile, no? Sì, con la crisi è anche più difficile ovviamente, con la crisi diventa sempre più difficile, abbiamo detto tantissime ragioni diverse che portano questo dato forse insomma a essere ancora più duro da ottenere, no Maurizio? Sì, certo, però insomma... Nel nostro territorio molta dell'occupazione femminile era proprio sul lavoro di cura, nel circondario molese molto era basato su questo, le mancate assunzioni pesano. Ci dia lei qualche speranza come imprenditrice? La ceramica la ci vedo dica che c'è la ripresa dietro l'angolo. Io l'aspetto. Sì, ancora diciamo così, la vista ce l'abbiamo ancora un po' corta. Qualche segnale adesso ci sono state delle nuove assunzioni, con le nuove regole messe in campo, quindi qualcosa... Non discutiamo sul Jobs Act, se no dopo la CGIL però, avrebbe qualcosa da dire sicuramente. Qualche numero positivo c'è, sono lievi, è chiaro che vediamo una tendenza che da qui arrivare in fondo della strada... D'altra parte non si poteva pensare che ci fosse da un giorno all'altro... Assolutamente, cioè qui ci sono i consumi interni che sono fermi, quindi i settori trainanti sono quelle aziende che riescono a esportare il loro prodotto nel mondo, qualsiasi sia la nazione, anche se il mondo è complesso, perché vediamo la Russia, quindi dipende quale porzione di mondo, forse chi esporta verso l'America. I consumi interni sono stagnanti, anche quindi la gente non ha la certezza di avere il lavoro come diceva lei, anche il mondo cambia da un giorno all'altro a seconda anche dei venti politici. Esatto, e quindi non è semplice. Gli imprenditori sono comunque fiduciosi, quelli che però non è semplice, abbiamo anche la visione abbastanza corta, questa è la cosa più che frena gli investimenti, ecco, quindi... Però dobbiamo sperare, aver fiducia e resistere. Che cosa vi aspettate dalla politica? Cosa vorreste? Io vorrei che facesse tornare le aziende in Italia, quelle che sono andate via. Giusto. Io vorrei che facesse tornare le aziende in Italia, o anche degli investitori. Chi ha delocalizzato? E anche degli investitori stranieri che fossero appetiti da venire in Italia. In Italia comunque
ci sono tante caratteristiche positive, purtroppo ci sono degli elementi statici, c'è la burocrazia. Quelli di cui si parla spesso, la burocrazia, la corruzione. La difficoltà del credito, la corruzione, sono temi che sono ancora lì molto vivi e quindi ho parlato con imprenditori che hanno rapporti con l'estero, anche gli imprenditori verrebbero in Italia perché comunque... Sono ancora frenati da queste... Sì, sono frenati molto da queste cose, per cui... Lavorare ce la su dobbiamo questi fare. temi, insomma. Sì, Siete certo. d'accordo? Sì. Sì, io vorrei che arrivassero anche, chiederei a questo governo di dare più risorse ai comuni, alle regioni, anche per fare investimenti locali, anche per fare ristrutturazioni, per mettere in campo un po' anche le aziende che abbiamo, che sono in difficoltà sull'edilizia, sulle ristrutturazioni, l'antisismica, nelle scuole, cioè sono tante le cose che si potrebbero fare. Nelle scuole sarebbero moltissime cose da fare. Ma che purtroppo non si riescono a fare proprio perché insomma ci sono dei vincoli, vengono dati dei vincoli ai comuni, poi comunque se non c'è la possibilità di investimento, non ci sono le risorse, comunque si fa fatica. Però insomma le strade, sono tante le cose da sistemare, ecco, perché adesso si è un po' stagnanti, un po' su tanti settori, quindi oltre al fatto di far rientrare le aziende, sono d'accordo, anche magari cercare di creare occupazione anche investendo su queste cose che poi servono per i cittadini. Certo. Bene, cambiamo un po' argomento perché siamo al termine, ci avviciniamo al termine della nostra trasmissione di oggi e abbiamo parlato dei dati che riguardano l'imprenditoria femminile, ma Unioncamere Emilia Romagna ha da poco comunicato anche altri numeri che riguardano invece altri imprenditori, quelli stranieri. Vediamo il servizio che ci racconta un po' di questo spaccato anche, magari proprio per chiudere la nostra chiacchierata di oggi li commentiamo insieme. Si rafforza in Emilia-Romagna la base imprenditoriale straniera regionale, anche se continua a risultare più lenta rispetto a quanto avviene a livello nazionale. Lo dicono i dati del registro delle imprese delle Camere di Commercio elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna. Sono oltre 43.300 le aziende rilevate, in un anno se ne aggiungono 1.153, ovvero un trend del 2,7%, una velocità di crescita di circa la metà del dato nazionale del 5,1%. L'Emilia-Romagna è, nella classifica delle regioni, 11ª. L'aumento delle imprese straniere è stato molto più rapido in Lombardia e in Veneto, regioni dove anche le imprese non straniere resistono meglio alla crisi. La crisi economica infatti contiene la loro tendenza a crescere, ma va peggio alle imprese regionali che si riducono dell'1,8%. La tendenza positiva è data innanzitutto dalle ditte individuali, che costituiscono l'84% delle imprese straniere e comprendono molte imprese marginali, ma è risultata determinante la crescita molto più rapida delle società di capitale, sostenuta dall'espansione delle società a responsabilità limitata, in particolare dal boom di quelle semplificate. Rapido anche l'aumento di cooperative e consorzi, mentre molto contenuto quello delle società di persone. La tendenza positiva origina sostanzialmente dal settore dei servizi e l'incremento è determinato principalmente dall'aumento delle imprese del commercio, nonostante la debolezza dei consumi e di quello dei servizi di alloggi e ristorazione, per la quasi totalità realizzato dalla ristorazione. Aumenti rilevanti si hanno anche per le imprese delle attività di servizi, trainate da quelli dei servizi alla persona. Questi erano i dati che riguardavano appunto questo tipo di imprenditoria, quindi se parliamo poi di donne imprenditrici, magari anche straniere, insomma, sì, sarebbe interessante avere qualche numero anche incrociato in questo senso. Anche dalle immagini scelte dal servizio sì, sembra si parli soprattutto di commercio, sì, ristorazione. Sì, come lo dicono poi i dati effettivamente. Chi rileva bar, no? Sì, sono in tanti, si lanciano in queste attività e spesso sembra anche riescano abbastanza bene perché poi si espandono magari. Insomma, chiediamo un po' anche alla Collina, ma per quanto riguarda questo tipo di impresa, c'è più, diciamo, stiamo parlando un po' delle categorie, diciamo così, minori, insomma, comunque più deboli considerate, almeno per quanto riguarda l'occupazione. In questo caso abbiamo sentito va un po' meglio rispetto all'andamento delle imprese non straniere, è un dato positivo, insomma, anche sul nostro territorio, come lo leggiamo? Allora, guarda, la differenza ad esempio fra l'imprenditoria, quindi l'apertura di negozi,
e altri servizi, e i lavoratori invece stranieri presenti nel territorio, cioè è molto diversificato, nel senso che in questi anni i lavoratori stranieri dipendenti, quindi ragioniamo in questo modo, se ne sono anche andati dalla nostra regione, c'è stata un'uscita proprio perché non si trovava lavoro, non si trova occupazione, quindi ritornano anche nei loro paesi di origine, quindi diciamo che abbiamo avuto un calo in questo senso. Sull'imprenditoria diciamo che è sempre positivo, insomma, che ci siano poi stranieri o italiani, insomma adesso io non faccio molta differenza fra una persona straniera e un italiano che comunque cerca di aprire delle attività e quindi di fare delle attività autonome. Quindi. Ci sono anche nell'artigianato, nell'industria, oppure sono ancora... Pochi o quasi nessuno. Pochi. Sono più legati alla ristorazione, al bar, meno legati ad aziende diciamo così strutturate. Oppure sì, adesso aprono parrucchiere, attività piccole, ditte individuali o 2 o 3 persone. Che loro riescono in qualche modo a portare avanti evidentemente, forse accontentandosi di meno, di qualcosa di meno rispetto... Oppure più come disponibilità fanno? Di orario, non lo so, viene anche dalla loro cultura, insomma, non glielo so bene spiegare, insomma, però insomma, non ho visto aziende per ora strutturate in ambito artigianale, cioè se non un po' legato all'edilizia, diciamo. All'edilizia, sì. Che poi è un settore, il settore che ha sofferto più di tutti. Esatto, ed è quello che ha avuto più uscite anche da parte di extracomunitari, dal mondo dell'impresa, insomma, perché non reggevano a questa crisi che comunque è forte, soprattutto nell'ambito edilizio. Bene Maurizio, il nostro tempo per oggi è davvero terminato, ringraziamo le nostre ospiti per essere state con noi e noi ci torniamo insieme a Lavori in Corso la prossima settimana con un altro tema. Intanto grazie per averci seguito e a tutti un buon proseguimento. Grazie.